Si è svolta stamani presso la Valle dei Templi di Agrigento la giornata della consapevolezza sull'autismo con una passeggiata ampia la partecipazione di studenti e associazioni. Nuovo appuntamento dei maestri del lavoro su scuole ed economia, incontro all'Istituto Fermi di Aragona. Un importante accordo tra la Regione e la Webuild, previsti oltre 7.000 nuovi posti di lavoro nel settore dei trasporti. Don Baldo Reina avrà tutte le funzioni e i poteri del cardinale vicario secondo quanto previsto dalla Costituzione apostolica. Traffico impazzito stamani in tutta la zona che va dal villaggio Mosè fino alla Valle dei Templi di Agrigento. I carabinieri di Cammarata arrestano un operaio per detenzione di sostanze stupefacenti. A Catania 30 arresti nell'operazione Terzo Capitolo. I consigli della Regione per non sprecare acqua indicate dal commissario per l'emergenza idrica. E festa in casa Akragas per la permanenza nella Serie D, Girone I, dopo il risultato con la Cirreale. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di Televideo Agrigento, TV Notizie. Si è svolta stamani la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo con una passeggiata per sensibilizzare alla Valle dei Templi di Agrigento il servizio. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e il variegato mondo del volontariato in marcia insieme per l'autismo. Le enti istituzionali e le associazioni, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, hanno promosso stamani in sinergia un'iniziativa di intenso valore simbolico per accendere i riflettori sul tema e far convergere il massimo delle attenzioni della collettività sulle diverse dinamiche connesse al disturbo del neurosviluppo. Si è trattato di una passeggiata nel cuore della Via Sacra del Parco Archeologico di Agrigento dal titolo Autismo in Valle, ampia la partecipazione di scuole, associazioni e l'autorità, oltre ai vertici dell'ASPI. È una giornata nazionale fondamentale e si deve ancora di più insistere e sensibilizzare su questo problema dell'autismo. Sicuramente sì, e penso che siamo sulla buona strada, anche perché si vede benissimo che in pratica siamo riusciti a coinvolgere tutta la popolazione della provincia di Agrigento. Guardi che oggi ci sono molte scuole, ci sono enti pubblici, enti privati, associazioni, c'è tutto. Più sensibilizzazione di questa non credo. Dopo un periodo di 10-15 anni forse è la prima volta che siamo riusciti a mettere assieme tutta questa gente e quindi finalmente forse stiamo avviando benissimo il processo di sensibilizzazione della popolazione verso l'autismo. Abbiamo coinvolto pure i bambini delle scuole materne, quindi si immagini. C'è però ancora tanto da fare dal punto di vista sanitario, mancano gli operatori. Sicuramente sì, c'è ancora molto da fare, anche se negli ultimi anni abbiamo dato molte risposte, perché sono stati creati diversi centri, molte convenzioni sono state abilitate e non solo questo, negli ultimi 2 anni abbiamo talmente lavorato bene che le liste d'attesa sono state quasi abbattute. Quindi abbiamo dato veramente risposta. Il problema è grave ed è diffusissimo. Cosa l'ASP sta promuovendo a livello territoriale per venire incontro alle famiglie? Allora, l'obiettivo è quello di aiutare le famiglie ad un'inclusione sanitaria e sociale e quindi la cosa più importante è quella di potenziare sia le strutture pubbliche che possono dare risposte e sia dove non arriviamo con le strutture pubbliche convenzionarci con delle strutture private che possono integrare l'offerta che noi diamo. Per fare questo già intanto abbiamo avviato le procedure concorsuali e abbiamo già attivato gli uffici. Io devo dare merito al dottore Volpe per il lavoro che ha svolto fino ad oggi. Si avvicina il dottore Volpe, non è e in questo momento dico non è l'obiettivo di una giornata, ma deve essere l'obiettivo della nostra mission. Direi che è una sensibilizzazione ampiamente riuscita. La partecipazione è davvero molto ampia. Mette allegria vedere tutte queste persone vicine ai loro compagni, per esempio i bambini, ai loro compagni con più difficoltà, che poi anche il concetto di difficoltà forse va un po' rivisto. Noi tendiamo a valutare le persone nella misura
in cui possano svolgere delle funzioni. Ecco, forse non è questo il metro giusto di valutazione. Ci sono persone che sono capaci di amare, ciao bello, che sono capaci di amare, e questo forse è il dono più bello che hanno. Poi ci sarà qualcun altro per svolgere le funzioni che sono necessarie a una società, ma questi ragazzi possono essere inseriti ciascuno con un proprio talento, una propria capacità, ma soprattutto per quello che ci ricordano ogni giorno. Una bellissima mattinata per la manifestazione organizzata in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. Sono tante le scuole qui presenti, le istituzioni, le associazioni, ma anche i genitori. Intanto siamo felici di presentare le nostre piccole ambasciatrici, prescelte dall'ASP, soprattutto dal dottore Vetro, per far raccontare dalle loro bocche perché siamo qui. Noi amministratrici siamo riuniti tutti qui oggi al Tempio di Giumone per dire no, non esistono bimbi alti, magri, grassi o autistici, ma solo siamo bimbi unici e importanti. Solo ascoltando il cuore dei nostri compagni possiamo vedere il mondo dal loro punto di vista. E sempre in tema di salute, allo Stadio delle Palme di Palermo si è svolta una giornata dedicata allo sport e alla salute. L'evento è stato promosso dalla Regione per celebrare le giornate mondiali dell'attività fisica e della salute, finalizzate a promuovere soprattutto tra i più giovani stili di vita corretti fondamentali per il benessere fisico e psicologico. Il servizio da Palermo. Si è svolta oggi allo Stadio delle Palme di Palermo una giornata dedicata a sport e salute che ha visto la partecipazione degli studenti di 4 scuole della città. L'evento, organizzato dall'assessorato regionale alla salute con la collaborazione del Comune, dell'ASP di Palermo, del CONI e dell'Ufficio Scolastico Regionale, mira a promuovere soprattutto fra i giovani corretti stili di vita essenziali per il benessere fisico e psicologico. Questa giornata che celebra il rapporto tra sport e salute è importantissima e sotto diversi aspetti. Primo, perché dà concretezza ad un rapporto di convenzione che è stato sottoscritto tra l'Ufficio Scolastico Regionale e il Dipartimento che io dirigo nell'ambito dell'assessorato alla salute, e l'altro perché concretamente orienta una fascia della popolazione importantissima per acquisire indicazioni sugli corretti stili di vita, che è quella della popolazione scolastica. È importantissimo sapere condividere fin dai primi anni di età indirizzi che siano protettivi nel senso della promozione della salute, perché allontanano fattori di rischio che sono importantissimi per contrarre patologie cronico-degenerative come il diabete, ma anche tutte quelle a carico del sistema cardiovascolare, e anche le neoplasie, ma serve anche per affrontare in modo sereno, soprattutto civile, il resto della vita, perché lo sport ci insegna il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, il sapersi contenere, il mutuo soccorso nei momenti di difficoltà anche nei confronti dei compagni oltre che dell'avversario. Questo è rappresenta una fucina di preparazione rispetto a tutta una serie di competenze che poi con la crescita verranno affrontate via via in maniera assolutamente più tranquilla da chi ha avuto un'educazione sportiva efficiente. Ma questa è la missione del CONI, da sempre noi abbiamo portato avanti questa politica di instaurare ai giovani, inculcare la volontà di poter fare attività sportiva sin da piccolissimi. Purtroppo noi in Sicilia abbiamo dei dati che sono sconfortanti, siamo fra le prime regioni d'Italia a avere un tasso di obesità molto elevato. E queste giornate servono proprio a questo, servono proprio a sensibilizzare attraverso la scuola, attraverso le società sportive, attraverso tutti gli operatori del mondo sportivo, di facilitare i ragazzi a praticare lo sport, qualsiasi sport sia, non è importante, a qualsiasi livello. L'importante è che l'attività motoria serva anche a prevenire delle problematiche che sicuramente nasceranno se non viene praticato lo sport dai ragazzi.
Ovviamente gli impianti sportivi a Palermo non sono tantissimi e quelli che ci sono hanno delle grosse problematiche, però dico con molta onestà che questa amministrazione comunale si sta spendendo molto per le attività sportive, per cui siamo fiduciosi che in un futuro, nel giro di 2 anni al massimo, molti impianti sportivi, con la nostra collaborazione ovviamente, dando ovviamente pressione all'amministrazione affinché ciò avvenga, si possa concretizzare al meglio e quindi dare alla città di Palermo degli impianti sportivi che siano importanti. Continuano gli incontri dei maestri del lavoro ad Agrigento su scuola, economia e territorio, tappa stamani all'Istituto Fermi di Aragona, noi eravamo sul posto. Oggi un incontro qui dei maestri del lavoro all'Istituto Fermi con tematiche sicuramente interessanti anche per il lavoro e per il futuro dei ragazzi. Sì, oggi siamo arrivati alla giornata conclusiva di questo percorso che abbiamo voluto, organizzato e anche coordinato con i maestri del lavoro. Questo percorso ha visto protagonisti tutte le classi quinte del nostro istituto e in questa occasione hanno potuto apprendere o comunque consolidare alcune delle loro competenze più importanti, che sono quelli dell'inserimento nel mondo del lavoro, perché la scuola è un pilastro fondamentale della nostra società, ma sicuramente in questa società le aziende hanno una parte determinante e quindi è importante che la scuola e le aziende si incontrino, e questo incontro che c'è oggi è un incontro effettivamente importante e virtuoso proprio per innescare questa sinergia tra la scuola e l'impresa. Che partecipano anche vari esperti del settore, insomma, ci sono altri ospiti. Sì, oggi in questo incontro, a parte il fatto che durante questi incontri c'è stata sempre la presenza veramente importante da parte dei maestri del lavoro, però oggi in questa circostanza interverranno anche dei relatori veramente importanti, quale il dottore Minio, il dottor Di Natale. I maestri del lavoro continuano questo loro tour nelle scuole per dare dei consigli ai ragazzi. Consigli e indicazioni molto pratiche per accrescere le competenze trasversali, perché quelle di base ci pensa la scuola, e per far avvicinare questi ragazzi al mondo del lavoro. Questo incontro finale, dopo i 5 che abbiamo già tenuto in questo istituto, servono appunto a fare incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. Tra gli esperti oggi sono presenti i responsabili del centro per l'impiego, e quindi quale migliore opportunità per i ragazzi capire come si fa a inserirsi nel mondo del lavoro, il rappresentante provinciale dell'INPS, il dottore Segreto, il rappresentante dell'università e quindi il mondo della cultura per i ragazzi che decidono ad ampliare le loro conoscenze universitarie, nonché coordinatore di Sicindustria, il presidente del CNA, quindi tutti esperti del mondo del lavoro, per dare dei consigli pratici, attuabili ai ragazzi, per cercare di farli inserire laddove ci siano le possibilità i ragazzi stessi nel mondo territoriale, evitare quindi le fughe dei cosiddetti nostri migliori cervelli verso il nord Italia o verso l'estero. Il Centro per l'Impiego si pone come partner in questa lodevole iniziativa organizzata dai maestri del lavoro per supportarli attraverso quelli che sono gli strumenti che il Centro per l'Impiego offre ai giovani per l'inserimento nel mercato del lavoro. Gli strumenti che verranno presentati oggi sono i tirocini e il contratto di apprendistato, che oggi sempre più vengono utilizzati per consentire di consolidare competenze e favorire quello che è un ingresso consapevole dei giovani nel mercato del lavoro. Quindi consigliamo alle aziende anche di informarsi, no? Certo, le aziende possono utilizzare i nostri servizi di consulenza, possono venire al Centro per l'Impiego e usufruire dei nostri servizi di incontro domanda-offerta, e i giovani stessi possono iscriversi al Centro per l'Impiego già a partire dal 16° anno di età. Anche la CNA presente a questo incontro dei maestri del lavoro su scuola, economia e territorio
per l'orientamento appunto al mondo del lavoro? Sì, anche noi vogliamo dare il contributo, ringraziamo i maestri del lavoro, il console provinciale Giuseppe Migliore per l'invito. Sono iniziative notevoli perché così possiamo parlare, interfacciarci con la platea dei giovani, perché è vero che senza la memoria non c'è futuro, ma senza un attento futuro, senza chi ha nelle mani il futuro e non dà la disponibilità, il passato e la memoria rischiano di sciogliersi come neve al sole. Quindi è importante che ci siano questi momenti di dialogo e di confronto con i giovani, con le nuove generazioni, perché si debba appunto lavorare perché si riduca la distanza tra l'istruzione, la formazione e l'ingresso nel mondo del lavoro. La CNA, che è un'organizzazione datoriale, metterà a disposizione la propria struttura, le proprie aziende associate, perché mediante gli stage, i tirocini, mediante le diverse forme di percorsi di competenze trasversali e l'orientamento si possa arrivare appunto ad un momento di incontro tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola, perché quello che manca oggi ed è un'emergenza grave è la manodopera specializzata. Molte aziende rischiano di chiudere o di limitare sensibilmente il ciclo produttivo perché manca la manodopera qualificata, e questo non ce lo possiamo permettere, altrimenti quello che è il nostro Made in Italy, quelle che sono le nostre aziende, rischiano di chiudere, quindi si annullerebbe un patrimonio importante che rappresenta il brand più qualificato rispetto a quello che ci riguarda e ci mette attorno il tessuto socio-economico. Infrastrutture ferroviarie, Regione, Webuild, un accordo in Sicilia per gli investimenti strategici per rivoluzionare i trasporti, previsti 7.000 nuovi posti di lavoro. Il servizio. Sono 7.000 i posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare i grandi progetti che Webuild ha in corso in Sicilia, con 1.700 persone già oggi impegnate nei vari cantieri, tra diretti e terzi. L'obiettivo del gruppo, all'opera sugli 8 progetti affidati da RFI e ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato, è contribuire a rivoluzionare la mobilità sostenibile dell'isola nei prossimi anni, in particolare sulla direttrice Palermo-Catania-Messina, creando in parallelo sviluppo e lavoro specializzato con una formazione professionale specifica realizzata in collaborazione con la Regione siciliana. Sono questi i dati emersi nell'incontro con la stampa a Palazzo d'Orleans, alla presenza del Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, dell'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini e del Presidente di Rete Ferroviaria Italiane Dario Lobosco, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei cantieri aperti nell'isola e sulle attività formative messe in campo. Presente anche il Presidente del Consorzio Eurolink, Gianni De Gennaro. Abbiamo firmato mesi or sono un protocollo con Webuild perché formi i nostri giovani e poi li assuma. Siamo convinti che questo accordo verrà rispettato. Già i primi risultati si sono visti con un primo centinaio di assunzioni, si stanno formando altri 500 giovani che verranno assunti, ma il programma complessivo è l'assunzione di ben 7.000 unità siciliane, di giovani siciliani che lavoreranno qui. Sul Palermo-Catania, Catania-Messina la media velocità ferroviaria, i tempi sono dicembre 2026 perché sono previste dal PNRR. Il ponte avrà i suoi tempi che obbediranno naturalmente ad esigenze strategiche di più ampio respiro, ma sono convinto che quest'opera strategica ormai sta per partire perché c'è la volontà politica, c'è la copertura finanziaria, la Sicilia sta contribuendo già con 1 miliardo e 300 milioni, quindi ci sarà da lavorare per tanti. Realizzando la linea alta capacità Messina-Catania. Sto cercando soprattutto di ascoltare e di imparare da chi ha più esperienza di me. Tutto quello che c'è in cantiere c'è sempre da imparare.
Build qui proprio sta investendo tanto sia per la terra che per chi ci abita, per noi. Il lavoro per la Sicilia è una cosa importantissima, che senza lavoro non si mangia. Per me costruire una grande opera in Sicilia è come lasciare un'impronta di sé sulla propria terra. Mi ha offerto una grande possibilità ed è il futuro per i giovani che cercano di imparare un mestiere. Quando passo di una galleria, di un ponte, ho aiutato io a costruirla, magari ti dà soddisfazione su questo. Abbiamo ultimato l'installazione e la configurazione del simulatore TBM. Loro vengono qua, possono cominciare a interagire con tutti i comandi, non hanno paura di sbagliare e questo sicuramente li avvicina al mondo del lavoro della TBM. Don Baldo Reina avrà tutte le funzioni e i poteri anche di legale rappresentanza di cardinale vicario in relazione a quanto prevede l'articolo 14 della Costituzione Apostolica in Ecclesiarium Communione. Lo comunica la Diocesi di Roma, ce ne parla Margherita Trupiano. Don Baldo Reina avrà tutte le funzioni e i poteri anche di legale rappresentanza di cardinale vicario in relazione a quanto prevede l'articolo 14 della Costituzione Apostolica in Ecclesiarum Communione. Lo comunica la Diocesi di Roma nel corso del Consiglio Episcopale della Diocesi presieduto dal Santo Padre con la nomina del cardinale Angelo De Donatis a penitenziere maggiore e secondo quanto previsto dalla Costituzione Apostolica circa l'ordinamento del Vicariato di Roma, tutte le funzioni del Vicario Generale di Sua Santità sono esercitate dal vicegerente che è Sua Eccellenza Monsignor Baldassare Reina. Nato a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, il 26 novembre del 1970, dal 27 maggio del 2022 vescovo titolare di Acque di Mauritania e ausiliare di Roma, dal gennaio 2023 vicegerente della Diocesi di Roma. Per la delicatezza dell'incarico di cardinale vicario, Papa Francesco ha comunicato ai vescovi, suoi stretti collaboratori, che si prenderà del tempo per operare un sano discernimento sulla figura di chi ricoprirà tale ruolo. Intanto, secondo quanto previsto, come detto dalla Costituzione Apostolica, il ruolo sarà svolto da Don Baldo Reina. Traffico impazzito stamani in tutta la zona che va dal villaggio Mosè fino alla Valle dei Templi di Agrigento e oltre. Margherita Trupiano. Traffico impazzito stamane in tutta la zona che dal villaggio Mosè arriva fino alla Valle dei Templi e oltre. Code interminabili e clacson strombazzanti, una situazione che ha mandato in tilt la pazienza di tanti automobilisti che hanno dovuto procedere a passo d'uomo, con il risultato che per percorrere pochi minuti di strada ne hanno utilizzato ore. Il tutto si è verificato perché al Tempio di Giunone c'era una manifestazione che ha calamitato la presenza di tante persone, numerosi bus e autovetture. Quello del traffico sta diventando un problema che rischia di divenire ingovernabile se si considera quanto accade regolarmente, in particolare nei weekend a San Leone, con i lavori lungo il Viale delle Dune che, a seconda dell'afflusso di auto, determinano file che arrivano il sabato e la domenica fino al villaggio Peruzzo. Una situazione che in vista dell'estate crea più di qualche preoccupazione tra i cittadini.
È morto Carmelo Vella, l'insegnante di 43 anni, originario di Canicattì, rimasto coinvolto nel sinistro avvenuto a Porto Empedocle venerdì scorso, che si trovava alla guida della Renault Clio, scontratasi con un'altra Renault e con un autocarro. La situazione dell'uomo è subito apparsa disperata, tanto che ne è stato disposto il ricovero prima a San Giovanni di Dio di Agrigento, poi al Civico di Palermo. Ieri ne era stata comunicata la morte cerebrale, oggi purtroppo il decesso. I familiari hanno disposto l'espianto degli organi. I carabinieri arrestano un operaio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati oltre 400 grammi di cocaina. Il servizio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cammarate e della stazione di Casteltermini hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne operaio di Casteltermini gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, nel corso di un mirato servizio del controllo del territorio, i militari operanti hanno notato movimenti sospetti dell'uomo che a bordo di un furgone, successivamente accertato non essere di sua proprietà, si dirigeva fuori paese in direzione di Agrigento. L'uomo è stato quindi fermato e controllato alle porte di Favara. Al termine della perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno trovato l'uomo in possesso di un panetto di cocaina di 413 grammi, sottoposto a sequestro. L'autorità giudiziaria, informata dai militari operanti, disponeva la sottoposizione dell'operaio agli arresti domiciliari, in attesa di udienza di convalida nel corso della quale il GIP convalidava l'operato dei militari, disponendo il mantenimento della misura cautelare in corso con l'applicazione del braccialetto elettronico. Con il successivo giudizio di merito verranno vagliate le ulteriori responsabilità dell'arrestato, le quali non sono ancora definitivamente accertate. E sempre in tema mafia, armi e droga a Catania, nel quartiere Librino, 30 gli arresti effettuati dalla polizia nell'operazione denominata Terzo Capitolo. La corrispondenza. Dalle prime ore di questa mattina circa 200 operatori della Polizia di Stato sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Etnea, ha disposto misure cautelari personali nei confronti di circa 30 soggetti. Finiti nel mirino degli agenti, sono a vario titolo indagati e con differenti profili di responsabilità dei delitti di associazione di tipo mafioso, il clan Arena, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco anche da guerra, spaccio di vari tipi di droga, dalla cocaina al crack alla marijuana. In particolare è stata documentata la gestione di una grossa piazza di spaccio attraverso un sistema di vedette operante nella città di Catania. Crisi idrica dalla Regione, un vademecum sulle buone pratiche, 24 regole indicate dal commissario per l'emergenza per non sprecare l'acqua, il servizio. L'applicazione di valvole, rompigetto e rubinetti, l'invito a controllare l'efficienza degli impianti idrici, a razionalizzare l'utilizzo in cucina e usare la lavastoviglie e lavatrice sempre a pieno carico, e ancora il suggerimento di innaffiare solo nelle ore notturne, l'invito a non utilizzare l'acqua potabile per il lavaggio di veicoli privati e preferire l'impiego della doccia rispetto a quello della vasca, e a non alimentare con acque potabili le fontane ornamentali e le piscine. Queste alcune delle misure contenute nel vademecum delle azioni e buone pratiche per il risparmio idrico potabile e la riduzione dei consumi, diffuso al segretario generale dell'autorità di bacino Leonardo Santoro, nominato commissario delegato per l'emergenza idrica dal presidente della regione Renato Schifani. Il provvedimento è rivolto ai sindaci dei comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani, vale a dire quelle in cui è stato necessario effettuare dei razionamenti. Sarà compito degli amministratori poi adottare i contenuti indicati nel vademecum con ordinanze contingibili e urgenti, provvedendo alla loro attuazione e osservanza anche attraverso la polizia municipale.
La grave crisi idrica che stiamo vivendo, dice il presidente Schifani, richiede l'impegno di tutti, istituzioni e cittadini, anche nei comportamenti quotidiani. La Regione sta lavorando per utilizzare al meglio le risorse a disposizione per l'agricoltura e gli usi potabili, provando anche a reperirne di nuove. E abbiamo chiesto al governo nazionale di sostenerci nei nostri sforzi. Occorre però che anche i cittadini attuino comportamenti virtuosi e responsabili per un uso corretto dell'acqua. Si tratta di piccoli accorgimenti che, sebbene semplici ed apparentemente poco incisivi, se moltiplicati possono determinare un notevole risparmio delle risorse. Linea alla regia per la pubblicità. E si è svolta presso il Tempio di Segesta una manifestazione contro il deposito di scorie nucleari in Sicilia e in particolare nella zona di Trapani, che ha visto la partecipazione di circa 25 sindaci del trapanese. La corrispondenza. Non è un colore politico il pericolo delle radiazioni. Siamo qui questa mattina davanti alle telecamere per lanciare un accorato appello a partecipare. Tutti i siciliani domani mattina alle 10 intorno al Tempio di Segesta abbiamo indetto per protestare contro l'ipotesi scellerata di istituire il deposito nazionale di rifiuti radioattivi di tutta Italia da noi. Fare una catena umana intorno al Tempio e mandare queste immagini in tutta Italia per mostrare la contrarietà del popolo trapanese che sono contrari a questa ipotesi. Una vocazione prettamente naturalistica e turistica, che stiamo investendo, centinaia di aziende hanno investito sul turismo e noi veniamo a piazzare a Calatafimi Segesta o a Fulgatore il deposito nazionale di tutti i rifiuti radioattivi d'Italia. Per farvi capire, sarebbero tutte le scorie nucleari delle 4 centrali nucleari degli anni 60 che sono state dismesse e quindi riportare tutte le scorie nucleari qui in Sicilia. In questi giorni si parla tanto della cronaca nazionale di Sandokan, Schiavone, soprattutto la terra dei fuochi, gli chiedono tutti di fare una mappatura e dire dove sono interrati tutta la monnezza radioattiva. Ecco, bisogna riflettere, bisogna fare riflettere soprattutto noi. Sicuramente è un altro aspetto, perché qui stiamo parlando di rifiuti istituzionali e io fra l'altro con onestà intellettuale dico che c'è bisogno di un deposito nazionale di rifiuti radioattivi perché è previsto dalla normativa europea. Per ora sono sparsi in tantissimi territori, dovrebbe essere raggruppati con un posto molto più sicuro. Però il problema è dalla idoneità del luogo. La Sicilia non è il luogo adatto, anche perché l'85% dei rifiuti nucleari sono al nord. Pensate il trasporto via mare o via terra di questi rifiuti nucleari fino alla Sicilia o in Sardegna. Già questo basterebbe a escludere le 2 isole dalla possibilità di fare il deposito da noi. Ma ci sono tantissime altre regioni, la falda freatica, l'acqua calda, rischio terremoti. Abbiamo presentato una serie di osservazioni scientifiche che avrebbero dovuto escludere questi 2 siti dal progetto della Sogite, che è una società pubblica del Ministero dell'Ambiente, per l'individuazione del sito. Ora abbiamo capito che queste osservazioni scientifiche valgono poco, il problema è far capire che il territorio siciliano è contrario a questo deposito. Alle ore 10 domani mattina Parco Archeologico, fra l'altro è gratis, potrebbe essere abbinato anche, abbiamo avuto la collaborazione del direttore, si può accoppiare anche, invito a far venire i bambini, le famiglie, perché deve essere una festa di popolo per dare un segnale che noi non siamo d'accordo a questo deposito. Quando si parla di radiazione, sapete benissimo che non ci sono confini, se c'è un incidente o c'è qualcosa che riguarda tutta la Sicilia. Si è svolta a Caltanissetta la festa della misericordia, giunta alla sua 3ª edizione. Il servizio. Sono state più di 160 le persone che si sono ritrovate venerdì 5 aprile a Caltanissetta per vivere una speciale giornata di festa, la festa della misericordia per gli operatori pastorali e i detenuti delle case circondariali e case di reclusione, sia maschili che femminili, di tutta la Sicilia, che hanno ottenuto il permesso di poter partecipare con le loro famiglie, accompagnati da agenti della Polizia Penitenziaria e dai membri dell'area educativa. A organizzare la festa tra la Santa Pasqua e la Domenica della Divina Misericordia, in quella che è la 3ª edizione, è stato il coordinamento della pastorale carceraria regionale, guidato da Don Paolo Giurato, unitamente ai cappellani delle 23 strutture di detenzione della Sicilia, e l'arcivescovo di Messina, Monsignor Giovanni Accolla, delegato del settore. Dopo i saluti iniziali di Don Paolo, della dottoressa Viviana Savarino, direttrice dell'Istituto Penale per Minorenni di Caltanissetta, e di Don Giuseppe Rabita, direttore della segreteria pastorale della Conferenza Episcopale Siciliana, l'ispettore generale dei cappellani delle carceri d'Italia, Don Raffaele Grimaldi, ha introdotto il tema della giornata: misericordia, volontariato, importanza della cura della spiritualità nelle carceri.
A lui abbiamo chiesto di illustrare il senso dell'iniziativa. Nasce soprattutto quando ero delegato regionale in Campania e poi questa esperienza, adesso che svolgo questo servizio nazionale, cerco di comunicarla e di contagiare anche altre diocesi e altre regioni, in modo particolare la Sicilia, che già da diversi anni svolge questa giornata della misericordia. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità ecclesiale all'accoglienza di coloro che hanno sbagliato e che attendono in modo particolare di essere accolti nelle comunità, di non essere giudicati, di non essere marchiati. Quindi un grazie anche alla Conferenza Episcopale Siciliana che in modo particolare è attenta, in modo particolare alla realtà penale, quindi dove i vescovi sono molto presenti nelle carceri, sono sensibili e soprattutto sostengono i cappellani che svolgono con passione, con amore e anche con disinteresse il loro impegno nelle carceri. Don Grimaldi ha poi presieduto la messa concelebrata da 18 dei sacerdoti presenti e animata dagli operatori pastorali di Caltanissetta e dagli alunni del seminario di Ragusa, presenti al completo con il rettore e una nutrita delegazione ragusana. Dopo il pranzo insieme, un pomeriggio di animazione e di fraternità che ha consentito a tutti, in particolare ai detenuti presenti e alle loro famiglie, di trascorrere momenti di serenità e di gioia. E mentre la Pastorale Carceraria di Sicilia programma attività locali e partecipazioni ad appuntamenti nazionali, l'Ispettore Generale dei Cappellani delle Carceri d'Italia ci indica un segno concreto, un gesto, con il quale l'impegno in favore del mondo carcerario possa diventare cammino condiviso da tutta la Chiesa e dalle comunità cristiane. La cosa bella sarebbe che le comunità cristiane potessero entrare in carcere affinché ci sia proprio un ponte che possa suscitare interesse, accoglienza e soprattutto integrazione. Perché tante volte il carcere è visto un po' come un luogo separato dalla città e invece il carcere è integrato nella città perché sono figli di quella città, figli di quella regione e quindi la comunità cristiana che entra in carcere deve essere anche disponibile ad accogliere quando escono fuori, a mettersi anche a servizio di questa realtà fragile perché senza l'aiuto della comunità, senza l'aiuto di tante persone, coloro che escono dal carcere rischiano di perdersi di nuovo e di continuare a delinquere. L'attore empedocrino Giugiù Gramaglia ha partecipato nei giorni scorsi alle riprese del film per il grande schermo del duo di comici palermitani I Sansoni, famosissimi sul web e interpreti di una rubrica Striscia la notizia. Il film, che ha per titolo E poi si vede, è un'opera corale con la regia di Giovanni Calvaruso, regista con una grande esperienza nonostante la sua giovane età. Il cast artistico annovera, oltre a Domenico Centamore, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Sergio Vespertino e Paride Benassai. La location del film, Trapani, e Giugiù interpreta un personaggio divertente rispetto a quello visto recentemente su Canale 5 nella serie TV Vanina, un vicequestore a Catania, con la ex Miss Italia Giusy Buscemi. L'acqua di Messina non finisce a Taormina, un vertice tra l'azienda e il comune. La corrispondenza. Si è creato forse nelle scorse ore un allarmismo eccessivo, si è detto che Messina dà l'acqua a Taormina in un momento in cui si fanno i conti anche con determinate emergenze idriche. C'è invece una convenzione fra l'AMAM, il comune di Taormina e il comune di Messina. Quali sono i dettagli? È una convenzione tra Siciliacque, AMAM e il Comune di Taormina che di fatto il Comune di Taormina beneficerà di questi 60 litri che provengono da noi, dalla condotta Fiumefreddo, ma che poi ci verranno restituiti da Siciliacqua, quindi dalla condotta dell'Alcantara, al punto di Furcisicolo. Quindi 60 litri escono e 60 ne rientrano. Quindi un apporto idrico di fatto che non viene meno alla città di Messina, ma anzi Messina beneficerà di un contributo, così come stabilito dalla Convenzione, il cosiddetto vettoriamento, perché di fatto la nostra condotta servirà per fare da vettore e quindi comunque un contributo economico anche per l'AMAM.
Noi dalla nostra condotta di Fiumefreddo forniremo acqua quindi al comune di Taormina e poi la condotta Alcantara, che vedete quella diciamo a monte, ce la restituirà un po' più avanti, quindi al punto di consegna Furcisiculo. Quindi assolutamente per quanto riguarda la fornitura idrica non verrà assolutamente meno per la città di Messina. È emerso durante alcuni approfondimenti che a Taormina avevamo avviato per risolvere questo problema che ormai segna la stagione estiva di Taormina da oltre 20 anni e che ha portato anche Taormina a bruttissime figure, a trovarsi da giugno a settembre senza acqua. E questa soluzione non è stato altro che fare tecnicamente un vettoriamento, cioè fare degli allacci in base a come passano già realmente le condotte, modificarlo. E questo cosa comporta? Comporta che Taormina non avrà più bisogno dei cosiddetti 5 litri d'acqua secondo che finora il comune di Taormina, il comune di Messina ha sempre dato, come l'ha sempre dato anche a Giardini e ad altri comuni, ma consente con l'accordo con Sicilia Acqua di non avere più l'elemosina dei 5 litri secondo, ma di averne 60-70 che è il reale fabbisogno che serve in quel periodo, e quindi risolve definitivamente questo problema. L'AMAM ci guadagna perché in tutta questa storia ovviamente noi dobbiamo pagare un servizio e ci guadagnerà oltre 100.000 euro, ma non solo, ma la città di Messina non perderà più quei 5 litri secondo nel periodo da giugno a settembre che finora ogni anno da oltre 10 anni aveva dato a Taormina, come li ha dati a Giardini, come li ha dati in altri comuni, e avendo da questo punto di vista diciamo un ruolo un po' che va al di là della città di Messina. E festa in casa Akragas dopo il risultato utile nella partita contro la Cirreale per la permanenza in Serie D, Girone I. Sentiamo i commenti della dirigenza della squadra, Giuseppe Cammarata e Salvatore Bottone. Ma mi fa piacere che mi fai questa domanda perché penso che oggi la squadra ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, ha creato tantissimo. Non me ne vogliano i colleghi di Acireale, il mister oppure lo staff tecnico, però se non ricordo male ci hanno tirato in porta solo sul rigore. Un rigore che non so se c'era o non c'era, però se l'arbitro l'ha dato vuol dire che c'era, però 30 secondi prima devi dare un rigore sacrosanto a noi. Questo non per lamentarci degli arbitraggi, però quest'anno veramente siamo stanchi, siamo veramente stanchi. Poi la squadra, dopo essere passata sotto, ha avuto una grandissima reazione, ha creato tanto e penso che alla fine il risultato di parità è il minimo che potevamo raccogliere per la mole di gioco che abbiamo fatto e per l'atteggiamento che ha avuto in campo la squadra. L'Akragas rimane in Serie D, che sapore ha questa salvezza? Ma ha un sapore bellissimo, perché io quando sono arrivato ad agosto, se vi ricordate, avevo detto che noi dovevamo mentalizzarci sui 42 punti. Adesso ne bastano anche 39 perché abbiamo visto che dietro hanno perso tutte. Ha un sapore bellissimo che dedichiamo in primis alla proprietà per i tanti sacrifici che ha fatto per portare avanti questo campionato, allo splendido pubblico, alla splendida curva, e poi lo voglio dedicare pure al grandissimo staff tecnico che ho e allo staff che tutti i giorni lavora qui con noi, i vari Maurizio Capraro. Ciccio Nobile non lo nomino perché lui fa parte dello staff tecnico, ma non solo dello staff tecnico. Totò Principalli, il segretario Bellomo, Gaetano Di Caro, il direttore generale, poi lo sentirete, si ringrazierà da solo. Diciamo che noi quest'anno abbiamo creato veramente una famiglia, supportati anche da uno staff medico importante, Stefano Frassetto e Cristiano Modestino, capitanati dal nostro dottor Bottone, che è l'anima dell'Akragas, veramente è sempre con noi, lo chiamiamo H24, è sempre pronto, e devo dire che abbiamo coronato non un sogno, ma un cammino bello. Rimangono 3 partite, cercheremo di farle al massimo e fare più punti possibili. In sala stampa il dirigente Totò Bottone, l'Akragas ottiene la salvezza, questa permanenza in Serie D vale come una vittoria del campionato? Allora io dico ai tifosi che questo pareggio vale magari 7-8 vittorie fatte nello scorso campionato. Eravamo abituati negli ultimi 3-4 campionati a fare sempre vittorie, c'erano polemiche quando pareggiavamo qualche partita. È chiaro che
partecipiamo a un altro campionato, la Serie D di tutt'altro spessore, non sarà magari di un livello eccelso, tranne le 2 o 3 altre squadre che le prime in classifica e le 2 o 3 diciamo dei bassi fondi, poi tutto il resto delle squadre sono tutte equilibrate e i risultati vengono fuori spesso da episodi. Purtroppo devo confessare, sono stato partecipe dal punto di vista oculare di arbitraggi diciamo sfortunati. Abbiamo pagato in quasi tutte le partite, in moltissime partite, episodi sfavorevoli, arbitraggi così, rigori sempre contro, gol annullati inspiegabilmente, però dico è inutile, fa parte anche questo del gioco, però dico in un campionato livellato dove questi episodi fanno la differenza. Devo ringraziare i ragazzi, i tifosi che ci hanno dato una grossissima mano, perché oggi perdere veramente era assurdo per come la partita è stata. Dico, e i ragazzi che ci hanno creduto fino all'ultimo secondo, perché anche loro pativano questa difficoltà, questa amarezza di questo risultato. Stringiamoci al di là dei dirigenti, di chi sono, del gruppo Deni, Callari, di tutti quelli che quello che conta è lo spirito, l'Akragas che non muore mai. Praticamente parlo con amici, l'Akragas anche nei momenti più difficili è sempre esistita, anche in promozione, in eccellenza, mai è scomparso il calcio, mentre in altre piazze magari per diversi anni non hanno fatto calcio, poi magari passa lo sceicco di turno e fanno grossi campionati per poi magari sparire nell'anonimato. Noi anche nella mediocrità ogni anno ci siamo e spero che ci sia anche molto più pubblico di quello presente, a cui va comunque il ringraziamento per i tifosi di oggi che sono stati ammirevoli, così come i ragazzi nostri. E nel darvi saluti vi comunichiamo che questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili streaming sul sito televideoagrigento.tv, sul canale 93 di Video Sicilia. Il telegiornale andrà in onda alle ore 15 e alle ore 20 con replica domani mattina alle 9 e in tutta Italia sul canale 268. E questo è tutto e vi rinnoviamo i nostri migliori saluti.